Buongiorno, buona domenica e benvenuti a TG Sicilia, ai titoli del nostro telegiornale. Violenza sessuale a Palermo, una sedicenne racconta ai medici di essere stata vittima di abusi all'Addaura, fermato un 18enne conosciuto in discoteca. Morto dopo il morso di un ragno violino, domani a Palermo i funerali del carabiniere di 52 anni, gli esperti, attenzione, questa specie si trova comunemente in casa e in giardino. A Catania continua la raccolta straordinaria della cenere vulcanica, isole ecologiche aperte anche stamattina per fare fronte alle richieste dei cittadini. In Sicilia ancora picchi sopra i 40 gradi e gli esperti prevedono ondate di calore almeno per tutto luglio. Spiagge prese d'assalto, ma l'AFA non scoraggia i turisti nei centri storici. È l'ora del festino. A Palermo attese oltre 300.000 persone per la festa popolare dedicata a Santa Rosalia. Previsto anche un concerto del Volo, il carro trionfale inizierà la sua sfilata alle 21 da Palazzo Reale. Entra nel vivo il Festival del Cinema di Taormina, madrina l'attrice catanese Ester Pantano, Cariddi d'oro alla carriera al produttore Carlo degli Esposti. Calcio, primi gol in amichevole del Palermo, il test contro il Sondrio, finisce 10-0 per il rosanero, soddisfatto il tecnico Dionisi, Catania concentrato sulle operazioni di mercato in uscita. Ancora buongiorno, una ragazza di appena 16 anni ha denunciato di essere stata violentata nella notte a Palermo, la giovane è ricoverata al Policlinico, la violenza sarebbe scattata ad opera di un giovane di appena 18 anni conosciuto durante una serata in discoteca, il servizio di Mallio Viola. Nuova presunta violenza sessuale a Palermo. Una sedicenne ha raccontato ai medici di essere stata violentata sulla scogliera del lungomare dell'Addaura. Sono in corso gli accertamenti mentre spetta ai carabinieri verificare il racconto della vittima. I militari del nucleo radiomobile della compagnia di San Lorenzo e della stazione di Partanna Mondello hanno rintracciato il presunto violentatore e lo avrebbero già interrogato, ma sulle sue dichiarazioni non trapela ancora nulla. La vittima ha riferito di aver conosciuto il giovane da poco maggiorenne all'interno di un locale sul lungomare Cristoforo Colombo dell'Addaura. Il ragazzo avrebbe convinto la ragazza ad uscire per appartarsi in un angolo della scogliera intorno a mezzanotte e qui sarebbe scattata la violenza. La sedicenne sarebbe però riuscita a liberarsi dalla morsa e a scappare. Durante le indagini però sono emersi anche altri aspetti dei fatti che dovranno essere chiariti. I militari avrebbero accertato che la vicenda è più complessa di come appare. Legata a questa storia ci sarebbe anche una rissa avvenuta nei pressi del McDonald's di via Rosario Nicoletti, alla quale avrebbero preso parte una ventina di giovani. Dai racconti di quanto hanno partecipato alla lite è emerso che i due fatti sarebbero correlati strettamente fra loro, si sarebbero insomma affrontati gli amici della ragazza e quelli del presunto violentatore. Per i militari una lunga notte di interrogatori per cercare di ricostruire quanto avvenuto. Ora la ragazza è comunque ricoverata al Policlinico, la posizione del presunto violentatore è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Una comunità sconvolta che parla di una morte assurda, quella di Franco Aiello, il carabiniere di 52 anni deceduto dopo essere stato morso da un ragno violino a Palermo. Domani i funerali, ma chi è e che cos'è il ragno violino? Qual è la sua pericolosità? Lo abbiamo chiesto a un esperto, il servizio di Orazio Longo. Saranno celebrati domani a Isola delle Femmine nel Palermitano i funerali di Franco Aiello, il carabiniere di 52 anni morto dopo essere stato morso da un ragno violino. Le esequie si terranno nella chiesa di Santa Maria delle Grazie alla presenza dei rappresentanti dell'Arma e di tanti colleghi. Una morte che già in tanti definiscono assurda e che pone diversi interrogativi sulla pericolosità del sicaride. Come lo riconosciamo un ragno violino? Sul prosoma, che corrisponde un po' al torace degli insetti, ha una macchia che somiglia a un violino col manico. Le dimensioni sono intorno a 1 centimetro. Però ha le zampe molto lunghe. Ma è così frequente la possibilità di incontrare un ragno violino a casa, per esempio? Nelle case disabitate è frequente, nei giardini è frequente, soprattutto di notte e di sera alla ricerca di prede. Durante il giorno se ne sta rintanato, per esempio nelle case abbandonate, nella battiscopa. È sempre velenoso un ragno violino? Diciamo la quantità di veleno dipende da la quantità che ha già immesso nelle vittime, per cui quando pungono non si avverte la puntura, però il veleno agisce in rapporto alla quantità dopo alcuni giorni. Se incontriamo un ragno violino, cosa dobbiamo fare?
La cosa più semplice è schiacciarlo, però in effetti quello che bisogna fare è evitare che possa stazionare nelle case. Un anziano di 74 anni, Giovanni Micale, ha perso la vita a Messina questa notte all'interno della sua abitazione a causa di un rogo che è scoppiato, a quanto pare, in maniera accidentale mentre lui stava dormendo. I vigili del fuoco e i carabinieri sono giunti sul posto dopo l'allarme, ma per Micale non c'è stato più nulla da fare. Il suo corpo è stato trovato semicarbonizzato dai soccorritori. Adesso parliamo dell'emergenza cenere a Catania, graduale ritorno alla normalità, apertura domenicale delle isole ecologiche di Picanello e Trappeto Nord, dove molti cittadini si sono presentati per smaltire i sacchetti pieni di sabbia vulcanica. Tonino De Mana. Ce n'ho una ventina e li porta a 7 alla volta. Il mare e la sabbia della playa possono attendere perché bisogna liberarsi di altra sabbia, quella vulcanica, riversata dall'Etna. È un lento ritorno alla normalità per Catania, che sta fronteggiando un'emergenza che ha mandato in tilt il sistema nervoso dei cittadini e degli amministratori locali. Dopo giorni e giorni di intoppi, polemiche ed interrogazioni, la raccolta della cenere sta entrando a pieno regime. Per accelerare, il comune di Catania ha autorizzato l'apertura domenicale straordinaria delle isole ecologiche di Picanello e Trappeto Nord, gestite rispettivamente da Gema e Supereco. Per fortuna c'è l'apertura domenicale. Sì, e grazie per questo, in modo che possiamo buttare tutta questa sabbia che c'è, e ancora ce n'è, perché tutte le strade sono pienissime. Lei sarà costretto a tornare magari? Certamente, ancora c'ho tutta la sabbia davanti alla porta. Invece di andare al mare qui a portare la cenere? Sì, approfitto, una volta che ho spazzato le terrazze e ci danno questa possibilità, lo faccio. Se da un lato i catanesi rispondono, altri catanesi continuano a non rispettare le regole ed imperterriti scaricano centinaia di sacchetti proprio davanti ai cancelli dell'isola ecologica di Picanello. Poi c'erano questi incivili che non mancano mai, che durante le ore notturne, che con tutto che ci sono le telecamere di videosorveglianza, continuano a buttare cose davanti proprio all'entrata dell'isola ecologica, che non sia un bel biglietto da visita per i nostri concittadini. Sui marciapiedi però restano depositate tonnellate di cenere lavica. Adesso il caldo in Sicilia, ancora temperature con picchi sopra i 40 gradi e gli esperti prevedono ondate di calore almeno per tutto luglio. Il servizio è di Francesco Aloi. Sono i giorni del grande caldo con l'anticiclone che sta portando l'Africa in Sicilia e per resistere un ottimo alleato è il mare. Siamo a Siracusa allo sbarcadero Santa Lucia, vedete alle nostre spalle il solarium è tutto pieno, tutti vogliono andare al mare. Certo, anzi l'unico alleato è il mare. Almeno all'ombra si sta bene. Dico sì, all'ombra si sta benissimo, se ti metti sotto il sole, insomma, picchia. C'è chi resta per tutto il tempo in acqua e chi prova a sfidare le alte temperature pensando alla Tintarella. Abbiamo un bel tempo, bel sole, perché non dobbiamo godercelo, che ci fa bene anche alla salute. Ma un ombrellone adesso non lo desidera? Abbiamo questo noi, il lettino con il tettuccio. Stiamo bene. Come da Copione, spiagge e solarium sono presi d'assalto, ma c'è anche chi non va al mare per fare una passeggiata in centro. Inutile dirlo, sono più turisti che residenti. Fa caldo, è pesante anche il vento caldo. Tutto ciò che è freddo con questo caldo diventa di tendenza e sarà così ancora per un po'. Si continueranno a registrare anche nella prossima settimana punte di 40-42 gradi sulle zone più interne della regione. Se sabato il picco è stato a Siracusa con 42 gradi e mezzo, oggi si aggiungono anche Catania, Messina e Palermo. Come sfidare caldo e afa? Semplice, facendo un bel tuffo. Mi sembra la soluzione migliore. Adesso ci spostiamo a Palermo, dove oggi è il clou per il 400° festino di Santa Rosalia, la santa patrona della città. Attese oltre 300.000 persone in città, previsto anche un concerto del volo e il carro trionfale inizierà la sua sfilata alle 21 da Palazzo Reale. Marco Gullà.
Ecco il tanto atteso giorno del 400° festino di Santa Rosalia. Palermo è pronta per il grande evento che avrà il suo clou a partire da stasera con la sfilata del carro trionfale. Santa Rosalia, nel suo carro a forma di giglio, per la prima volta nella storia compirà 4 trasformazioni. Di tappa in tappa, attraverso un gioco di luce, seguirà il tema del corteo e si mostrerà al pubblico. Uno spettacolo di luci e colori che inizierà a Palazzo Reale e poi terminerà il percorso al Foro Italico con i tradizionali giochi d'artificio. Nel mezzo il mini concerto del volo in cattedrale, il culto che si intreccia al folklore tra street food, bancarelle e tantissimi turisti che avranno la possibilità di assistere ad uno spettacolo unico. Attese oltre 300.000 persone. A Palermo in scena anche il flash mob dal titolo Nessuno tocchi Rosalia, che ha come obiettivo ricordare ogni anno le donne uccise da uomini con i quali avevano una relazione affettiva. Sono state disegnate 120 sagome come il numero delle donne uccise nel 2023. Si guarda a Rosalia e al tempo stesso si guarda alla protezione e al valore delle donne nella nostra comunità, nella nostra società, credo significhi tanto. Di un cittadino rumeno di 34 anni, residente a Lipari da circa 10 anni, il cadavere ritrovato in mare la notte scorsa al largo di Vulcano. Riconoscerlo è stato il suo ex datore di lavoro del settore edile. Sembrerebbe che il giovane, a bordo di un gommone partito da Lipari, fosse diretto a Vulcano per trascorrere una serata in discoteca. Per cause in corso di accertamento sarebbe stato sbalzato in mare e, non sapendo nuotare, è annegato. Non è chiaro se fosse solo a bordo del piccolo natante. Cinema e territorio. 8 comuni in provincia di Palermo celebrano il cinema e i suoi protagonisti con un progetto di street art. Ce lo racconta Lorena Dolci. Hollywood, provincia di Palermo. Quello tra la Sicilia e il cinema è un rapporto che ha segnato la storia della cinematografia. Così 29 artisti internazionali coinvolti nel progetto iArt Vivas hanno realizzato 30 murales, rivelando in territori apparentemente marginali tracce del DNA di alcune tra le pagine o i protagonisti del grande schermo. Un progetto di riqualificazione urbana che coinvolge 8 comuni con Bisacquino capofila. Proprio qui nacque Frank Capra, regista di pellicole indimenticabili. Aveva questo senso forte di legame familiare, con dei film che in un certo modo esprimevano sempre un certo ottimismo, e quindi questa sua legame familiare, che era proprio della comunità bisacquinese, traspare sempre nei suoi film. Dai personaggi di Nuovo Cinema Paradiso ai ritratti di Al Pacino e Claudia Cardinale, passando dal murale dedicato al film L'Eterna Illusione. A filmarlo lo street artist Andrea Buglisi. Molti artisti hanno partecipato a questa manifestazione, potrebbe essere divertente cercarli e trovare le loro interpretazioni del cinema che ha un legame forte con la Sicilia. Un originale museo diffuso del cinema e delle identità territoriali, perché, come diceva Leonardo Sciascia, il cinema si interessa della Sicilia perché la Sicilia è cinema. E dal cinema dei murales al cinema reale, perché a Taormina si è svolta la prima serata del Film Fest. Ester Pantano, madrina della 70ª edizione. Stasera Cariddi d'Oro a Carlo degli Esposti, produttore di Vanina, una vicequestora a Catania, che è interpretata da Giusy Buscemi. Ci racconta tutto Francesco Triolo. 70ª edizione del Taormina Film Fest, dopo la serata inaugurale con i Nastri d'Argento, è entrata nel vivo da ieri sera con le proiezioni dei film al Teatro Antico, intanto con l'anteprima mondiale di St. Clair del regista italo-americano Mizzi Peirone, a Taormina con le attrici Bella Thorne, che presenta al festival il suo corto d'esordio Unsettled, e Rebecca De Mornay, il primo film italiano, anche questo in prima mondiale, Il giudice e il boss di Pasquale Scimeca, che salirà sul palco del Teatro Antico stasera con gli interpreti Gaetano Bruno, Peppino Mazzotti e Claudio Castro Giovanni. La madrina del festival è l'artista catanese Ester Pantano, che dopo la serata di ieri sarà sul palco anche stasera in occasione del Cariddi d'Oro alla carriera al produttore Carlo degli Esposti e per la cerimonia di chiusura del 19 luglio. Volevo ringraziare la Sicilia, che è appunto un set a cielo aperto, e lo testimonia questo palco che ha visto negli anni
tantissimi ospiti importantissimi che hanno formato e che continuano a formare e a credere nel sogno che è il riempimento della tela bianca che abbiamo dietro. Al Palazzo dei Congressi il maestro del cinema israeliano Amos Gitai per il suo ultimo lungometraggio Shikun e il collettivo dei 22 registi palestinesi di From Ground Zero. Grande serialità e narrativa siciliana anche con la proiezione di 2 episodi della fiction Vanina, un vicequestore a Catania, dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, alla presenza della protagonista, l'attrice di Menfi Giusy Buscemi e del produttore Carlo Degli Esposti che riceverà il Cariddi d'Oro alla carriera. Vanina per me è l'occasione di crescita personale e professionale. È bello che ci siano produttori come Carlo Degli Esposti innamorati della Sicilia, quasi più dei siciliani, tanto da fare oltre a Montalbano, Macari, Vanina, tutte serie che poi sono state straamate dal pubblico. E adesso ci occupiamo ancora in qualche modo di cinema, perché anzi no, andiamo in pausa, poi il calcio. Bentrovati, restiamo ancora nella pagina del cinema perché abbiamo incontrato a Taormina uno dei giovani volti siciliani più amati dal pubblico, Alessio Vassallo, protagonista delle commedie di Andrea Camilleri, che ha da poco finito di girare un film per la Sicilia per la regia del regista catanese Giovanni Virgilio. Lo ha incontrato per noi Eva Spampinato. Brigata, 12 giugno 1891. Alessio Vassallo è uno dei volti siciliani che più è piaciuto all'ultimo Camilleri e per il quale ha interpretato diversi ruoli, in costume come nella Concessione del telefono e non come nel giovane Montalbano, nei panni di Mimì Augello. Anni palermitano e 20 anni di carriera tra cinema, fiction e TV, per cui è stato premiato con un Nastro d'Argento a Taormina. Ho iniziato questo percorso con stupore 20 anni fa, che ero un ragazzino, e sono passati 20 anni, che sembra ieri, invece non lo è. E ricevere il premio qui è molto significativo perché è un po' a casa mia. La Sicilia è come una mamma, no? Che ti riporta sempre a casa, indietro. Infanzia e adolescenza trascorsa a Palermo e poi gli studi da attore a Roma, la gavetta, le cadute e le riprese. Tu sei palermitano, ma i catanesi ti sono molto affezionati perché hai interpretato un ruolo, quello di Paolo Pizzo, che c'è molto vicino ovviamente. Come no, è una storia che mi porto dentro, perché avere l'opportunità di interpretare un ragazzo della mia età che stava con me sul set, una storia così forte, insomma, sono quei ruoli che ti rimangono addosso. So che ogni tanto vi beccavate. Sì, ma tuttora, lui di Catania, di Palermo, però insomma, oltre quello maschio. L'attore siciliano è il protagonista di Indagine di una storia d'amore di Gianluca Maria Tavarelli, una commedia piena di dolore e malinconia su una coppia che decide di mettere la loro relazione in pubblica piazza. È veramente un'indagine poi sulla nostra vita, sui nostri rapporti di coppia, su cosa sono diventato oggi. Apriamo la pagina del calcio perché per il Palermo sono arrivati i primi gol in amichevoli, 10 reti alla rappresentativa del Sondrio. L'allenatore Dionisi ha detto di aver visto lo spirito giusto del gruppo, il servizio. Primi gol e primi sorrisi, 10 reti per ricominciare. Il Palermo nella sua prima amichevole si diverte contro la rappresentativa Sondrio, un test decisamente poco attendibile ma che consente comunque ai rosanero di iniziare a sciogliere i muscoli in attesa di partite più impegnative. A rompere il ghiaccio dopo un paio di tentativi di Brunori neutralizzati dal portiere locale è stato Ranocchia, che ha inaugurato nel migliore dei modi la maglia numero 10, un sinistro leggermente deviato su assist di Di Mariano per la prima rete della stagione. Molto bella anche la rete realizzata da Buttaro. Ho chiesto ai ragazzi e l'ho rivista, è uno spirito di squadra. Non ci siamo mai disuniti, siamo rimasti corti più in avanti che indietro perché abbiamo più attaccato che difeso. Se devo trovare un difetto, abbiamo concesso un'occasione da gol con troppa facilità. Se devo trovare cose positive, ce ne sono tante, fermo restando che lavoriamo insieme da 10 giorni, lavoriamo tutti insieme da 10 giorni, con qualcuno meno, e quindi insomma il livello non sarà quello del campionato, quindi insomma dobbiamo trovare le cose positive per continuare e anche le cose negative per migliorare. Ieri è arrivato il difensore Nicolau, a breve in ritiro, a Livigno anche Pierozzi ed Henry, ma occorrono altri rinforzi, li ha chiesti Dionisi, e poi rebus sul futuro di Brunori. Il capitano rosanero continua a non parlare in attesa di offerte dalla Serie A.
Adesso le siciliane in Serie C, Catania concentrato sulle cessioni, soprattutto a centrocampo in attacco, trattativa sempre aperta con De Rose e Lescano. Trapani invece vicino a 3 colpi e Mausso potrebbe lasciare invece il Messina. Sergio Golosi. Il grande mercato del Catania, la rivoluzione del Trapani, l'immobilismo del Messina. Le 3 siciliane di Serie C viaggiano su binari diversi, con la società rossazzurra molto attiva. In attesa del sì di Ciccio De Rose e di altri colpi di spessore in attacco, spazio alle cessioni. Il giovane Maffei è stato trasferito alla neopromossa Cavese. Per Curado c'è l'interesse dell'Ascoli, lista dei partenti ampia anche a centrocampo, dove le condizioni fisiche di Sturaro potrebbero essere valutate in ritiro. Per l'attacco, oltre Lescano, si segue Stefano Pettinari, una carriera spesa in B con oltre 70 reti, ma ci sono profili più interessanti della cadetteria che piacciono al Catania. La rivoluzione del Trapani proseguirà con gli arrivi ancora da ufficializzare dei difensori Benassai dalla Lucchese e Celiento dal Bari e del centrocampista Mastrantonio dal Cittadella, matricola granata ambiziosa con l'obiettivo di un posto nei play-off. Per il Messina fermo al palo primi contatti del direttore sportivo Giuseppe Pavone, che ha un'intera rosa da costruire e potrebbe perdere pure Mausso, vicino al Foggia dell'ex DS Roma. Ritiro forse in provincia a Santa Lucia del Mela dal 22 luglio, soluzione low cost gradita al presidente Sciotto, sempre più contestato dalla tifoseria. Si sono concluse oggi le gare del campionato italiano di freestyle, specialità tra le più in voga e spettacolari del pattinaggio. In 4 giorni sono stati impegnati a Catania 407 atleti in rappresentanza di ben 59 squadre nelle principali specialità battle, slide, free jump, high jump e roller cross. La manifestazione è stata organizzata dal Comitato regionale della Federazione Italiana Sport Rotellistici, presieduto da Massimiliano Trovato e dal suo vice Marco Rinaldi. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordo che l'informazione però su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie e buon proseguimento di domenica a tutti.